Le stalle non devono essere paragonate alle grandi industrie in fatto di emissioni. Parola di Floriano De Franceschi, presidente dell'Associazione degli allevatori del Veneto, che esprime soddisfazione per la storica decisione presa qualche giorno fa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Nel mirino dell'Unione Europea c'era infatti l'inserimento degli allevamenti nella nuova direttiva sulle emissioni industriali, che veniva vista dal comparto primario come il preludio a un disastro. L'ARAV sottolinea come la proposta della Commissione europea di inserire gli allevamenti nella direttiva avrebbe fatto chiudere un numero enorme di stalle e allevamenti. Una decisione importante quindi, che preserva anche da ulteriori oneri a carico dei settori suinicolo e avicolo e viene incontro a quanto sollecitato dal sistema degli allevamenti italiano, che aveva a più riprese sottolineato l'assurdità tecnica e scientifica di assimilare l'attività delle stalle a quella di stabilimenti industriali. La Commissione europea, da parte sua, aveva proposto di ampliare le attività ricomprese nella direttiva sulle emissioni agli allevamenti bovini con un numero di capi superiori a 150 unità. Questo, ricorda De Franceschi, avrebbe portato alla chiusura di molte stalle venete, con la conseguente perdita del valore economico e sociale, ma anche ambientale, della zootecnia italiana, considerata la vocazione della nostra regione. La zootecnia veneta, invece, ha compiuto negli ultimi anni considerevoli sforzi proprio per accrescere il grado di sostenibilità delle aziende.